E anche il lunedì lavorativo è andato. Mi sto ammalando, è ufficiale. Ho un po' la testa pesante anche oggi, ormai è un classico dei miei video. Ieri sera mi è iniziato il mal di gola e penso un po' di raffreddore, comunque niente di che. So che ci sono tantissime persone con l'influenza adesso, quindi tutto può essere. Sono un po' intasata, questo orecchio ci sento un po' meno, è un po' tappato. È stato un mese molto stressante per me questo, ve l'ho sempre detto nei video che ero tanto stanca, è stato un mese, mamma mia. La mancanza di Franza al lavoro è stata deleteria per me psicologicamente proprio, è stata una cosa, cioè sapevo che sarebbe stato così, ero abituata troppo bene, ecco. E va bene, dai, sono tutti che mi chiedono quando rientra, io non lo so, dipende da cosa gli diranno alla visita di controllo, non dipende da lui. Lui sarebbe già rientrato, cioè, però dipende tutto da cosa dicono alla visita. Se deve star fermo ancora tot giorni, non lo so, non lo possiamo sapere. Secondo me dovrebbe stare ancora un po' fermo, però non vedo l'ora che rientri allo stesso tempo perché mi rilasserò di sicuro quando rientrerà. Sì, è stato un mese pesante per me, stressante proprio, e proprio il sapere che non c'era lui comunque per qualsiasi evenienza, che al posto suo comunque c'è una persona che fa, sì, però non fa tutto, non sa tutto, no? Chiaramente, cioè, non gli è mai stato insegnato tutto, quindi non può sapere tutto. E quindi questa cosa qua mi ha creato molta tensione addosso. E niente, adesso ho il naso che cola, devo soffiarmelo. Sopportatemi. Sopportatemi. Non so se ho la febbre, sinceramente, io spero di no. Tra un po' accenderò fuoco e la neve è arrivata, o meglio, era arrivata la neve, ma si è già praticamente sciolta perché qua ha fatto veramente uno strato così, ecco, minimo, quindi ha fatto un po' di sole, si è anche già sciolta. A Cortina invece, dove lavoro io, circa 7 centimetri ha fatto, cioè sì, poca comunque, e buona parte si è già sciolta anche quella, quindi, perché comunque non fa tanto freddo. E niente, dai, vado a farmi la pappa. Non per i facilmente impressionabili, mi raccomando, se vi danno fastidio le ferite, questa è la mano di Franza, ecco. Io mi ricordavo, è tutto aperto qua infatti, e praticamente gli ha ricucito, gli ha tirato giù il lembo di pelle e gli ha ricucito, insomma, e qua mancava un pezzo di pelle, insomma. Quindi questo è quanto, ecco, è ancora gonfio. Sì, ma si vede bene nel gonfiore tutto qua. Qua è dove ho rotto le ossa praticamente. Queste due. Qua e questa Sì, è queste lascia due qua. riaperta la frattura vecchia, diciamo. Sì, va bene, queste due qua. Pepe, cosa fai? Tutte create e sviluppate da Eurospin, come password italiani, perché qui tutto viene selezionato e controllato ogni giorno. Quanto conviene poi? Lo vedi qui. Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi, pascoli italiani a 14,49 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente è questa qui. Una compressa può bastare? Una compressa di Momentol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale, primo sollievo che dura fino a 12 ore. Momentol, spioni il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momentol più adatto a te, da Angelini Pharma. Ehi, lo sai che questo Natale anche i prezzi sono più buoni? Nuovo Honor Magic Q3 a partire da 15 € al litro. Non l'avevo lanciato. Piccolo breve aggiornamento, sono ammalata e si vede, non ne posso più.
Adesso mi faccio una doccia, poi vado dal medico, mi faccio portare perché non sono in grado di guidare. Io non so come ho fatto a guidare, a tornare a casa, è stato difficilissimo. Ma non potevo lasciare la macchina al lavoro. Come venivo a casa? Mamma mia. E niente, questi sono vlog reali, sono ammalata, si vede e stravede, nessun trucco, nessun inganno, sono veramente KO. Sto pensando se lavare già anche i capelli, così stasera sono tranquilla, sono proprio KO. Cioè, da quanto ho soffiato il naso sono tutta rossa. Mi è scoppiato ieri, più che pomeriggio, ieri sera il raffreddore. La notte l'ho passata quasi in bianco perché avevo tanto male da qua a qua. Mamma mia, ho avuto male a tutta questa parte, avevo proprio un dolore pulsante all'occhio, una cosa esagerata. Più che il raffreddore, proprio il dolore alla testa. E sono andata al lavoro comunque e poi ho avvisato, ho detto guardate che io ho l'influenza, cioè io devo stare a casa, quindi fino a sabato sono coperta, faranno i sacrifici, insomma posso stare tranquilla, posso stare a casa fino a domenica. Ho tanto male alla testa ragazzi, ho male tutto qua, ho fastidio anche alle orecchie, ma chiaramente sono tutta intasata e ho male tutto qua. Penso sia nevralgia, ma non sono sicura. Ho una tensione a livello della bocca che è impressionante. Io non so come spiegarla sta cosa, ma l'ho avuta anche quando portavo l'apparecchio ai denti. È una tensione che ti fa perfino male, cioè senti che è tutto teso e non riesci a rilassare niente. Come se i muscoli stessero sempre là tesi, ecco, non so spiegarlo. Vabbè, a parte il mio aggiornamento salute, aggiornamento Franz, lui sarà in infortunio fino all'8 gennaio. Gli hanno prolungato l'infortunio perché il metacarpo qua, il quinto, non si è saldato, l'osso, la frattura non si è saldata perché si è rotta una frattura che aveva già avuto, cioè un punto dove si era già fatto male e si è rotto proprio là l'osso e non si è ancora saldato, ci vuole ancora tempo. È più difficile che si sistemi perché aveva già rotto quel pezzo di osso e quindi il risultato è che deve stare in infortunio fino all'8 gennaio, quindi si farà tutte le festività a casa e io credo che lui non sia mai stato a casa durante le feste di Natale, lui ha sempre lavorato. E boh, ho avuto anche nausea. L'influenza, ragazzi, influenza. Eccomi con il naso. C'è da aggiungere una cosa, sono anche quasi sorda, cioè mezza sorda, non sento niente. È un po' come l'influenza che avevo preso in primavera, solo che lì avevo tanto mal di gola, lì mi aveva preso tantissimo la gola. Qui ho un po' di mal di gola, ma è leggerissimo. È proprio un'influenza da raffreddore, mal di testa, un po' di febbre, 37,5, quindi era andata a 37,7 prima, però siamo là, quindi finché non va su alta non mi interessa, insomma. Buongiorno da un'influenzata. Per fortuna non ho febbre, perché è fermo a 37,1, per cui non ho febbre. Per fortuna, almeno, ma mi salirà bene, sono già calda. Vabbè, comunque mi sono alzata e adesso faccio la colazione, mi sono preparata un po' di caffè latte, spero bene che non mi faccia male, perché non sono stufa di bere tè, provo a bere caffè latte oggi. E niente, qua c'è Pepe, qua il mio Pippi. Pippi com'è? Lui sta qua perché qua vede gli uccellini che arrivano a mangiare. Vedi, vedi che bello che sei. Ah sì? Sì. Mau. Vedi? Vedi? Eh?
Guarda che bello che sei, guarda. Un bel gattino. Va in brodo di giungere sto gatto. Basta fargli le coccole giuste. Qua c'è anche l'altro. Sì, perché non si può solo uno. Ne ho fatto tutti e due. Puzzo, vero? Perché è la maglia che uso con l'altro gatto. Dai Peppe, che vado a fare colazione. Ragazzi, stanotte ho dormito abbastanza, non pensavo. Mi sono svegliata diverse volte, perché ho anche un po' di tosse, chiaro. Sarò a casa fino a domenica e poi rientrerò al lavoro. In teoria da qui a domenica dovrei riuscire a smaltire questa influenza. Credo proprio di sì. Comunque sono 5 giorni, quindi dovrei riuscire a smaltirla. E cos'altro? Basta, questo è tutto. Ho anche un po' freddo adesso. Ho messo un'altra maglia apposta perché sentivo tanto freddo. Qua c'ho una marea di roba da lavare e è lì da qualche giorno perché non ci riuscivo. Cioè anche gli altri giorni stavo male, ma non ero in queste condizioni da stare a casa. E poi ieri sono arrivata al punto che basta, devi stare a casa, malattia, prenditi qualche giorno. Perché anche i giorni scorsi, sì, come vi ho detto, non stavo bene, però andavo avanti. Probabilmente era proprio l'inizio dell'influenza, perché effettivamente è un po' che sto male. Per fortuna sono a casa perché, non so, sarei riuscita anche a lavorare, sì, probabilmente, ma bisogna riposare, arrivati a un certo punto. Bisogna stare a casa per forza. Vi lascio, passerò queste giornate a casa in totale riposo. Boh ragazzi, vado, non riesco neanche a tenere gli occhi aperti e mangio e prendo la medicina e mi metto sul divano.